Siglata una convenzione tra la Fondazione Orestiadi di Gibellina diretta dall'onorevole Calogero Pumile e il comune di Agrigento, dopo quella già siglata qualche settimana fa con il Parco della Valle dei Templi, a ribadire la volontà di una presenza forte e consolidata nel centro storico della città, in vista anche di Agrigento capitale della cultura, ma che al di là di questo evento dovranno rendere più forte e più visibile l'offerta culturale della nostra città, afferma l'onorevole Pumile. Una parte consistente dei visitatori della Valle dei Templi deve essere attratta verso il centro storico con momenti culturali attrattivi e intensi. Alcune settimane fa abbiamo concluso la convenzione tra la Fondazione Orestiadi di Gibellina e l'Ente Parco. Oggi firmiamo quella con l'amministrazione comunale. Insieme con la professoressa Licalzi, componente del Consiglio d'amministrazione, con l'architetto Fiammetta, direttore del museo, siamo qui a ribadire la volontà di una presenza forte, consolidata nel centro della città, come una sorta anche di braccio per l'amministrazione comunale, per il sindaco, per coloro che affronteranno un evento importantissimo come l'anno di Capitale della Cultura di Agrigento, ma che comunque, al di là di questo evento che ha una sua rilevanza nazionale e internazionale, dovranno rendere più forte, più concreta e più visibile l'offerta culturale, in particolare nel centro della città. Agrigento ha un straordinario patrimonio, che è quello della Valle dei Templi, visitato da un numero straordinario di appassionati provenienti da tutto il mondo. C'è la necessità che una parte sempre più consistente di questi visitatori venga anche a vedere le bellezze, la storia del centro storico e sia attratta anche da un'offerta culturale che punti sull'arte contemporanea, sul teatro, quindi sulle arti visive, sulla musica, sulla poesia, sulla presentazione di libri e sui confronti su vari aspetti della cultura. Questa è l'importanza della convenzione e io sono grato al sindaco e all'amministrazione comunale di avere colto il valore e l'importanza della presenza della Fondazione Orestiadi ad Agrigento. Allora, grazie al sindaco, anzitutto all'assessore Cantone, al presidente del Consiglio Comunale, che al di là del loro incarico, Carmelo ha esperienza con il turismo e il presidente Civiltà è uomo di buona lettura e quindi certamente la loro presenza ancora di più irrobustisce l'impegno della Fondazione Orestiadi nel rapporto con la città di Agrigento. L'onorevole Pumile ha detto tutto e quindi io cercherò di essere quanto più possibile sintetico. Devo però ringraziarlo nel suo ruolo di presidente per l'incarico che mi è stato offerto, per la possibilità di poter dirigere questi spazi in qualità di responsabile referente per la Fondazione Orestiadi qui ad Agrigento. È una grande sfida, bella come tutte le sfide, piena di intuizioni possibili e di ricadute sulla cultura della città, una cultura che deve essere sempre di più progressiva e riuscire ad essere dialogante fra i tanti segmenti che in effetti in questi anni ad Agrigento hanno finito talvolta per essere divisi fra loro.